È venerdì 8 novembre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E una buona mattinata anche da Marco Carli. Torneremo da te Marco fra non molto, intanto c'è la cronaca, l'attualità, andiamo a Piazza Armerina per occuparci ancora dell'adolescente trovata impiccata. Mia sorella non si è uccisa, non si è suicidata, era troppo intelligente per farlo. I familiari non accettano l'ipotesi del suicidio e intanto sul corpo sono stati eseguiti degli esami tossicologici. Mia sorella non si è ammazzata, era troppo intelligente e non si sarebbe mai fatta trovare in quel modo dai miei che amava. Smentisce la possibilità che la quindicenne trovata impiccata alla corda dell'Altalena, nel boschetto vicino casa a Piazza Armerina, in provincia di Enna, si sia tolta la vita. La giovane, che vive al nord e che è arrivata ieri in Sicilia dopo la tragica notizia, tra le lacrime nega che l'adolescente fosse depressa. Sul fatto la procura di Enna ha aperto un'indagine per istigazione al suicidio. Tra le ipotesi anche quella del suicidio come reazione disperata a un video intimo che la vedeva protagonista, che sarebbe stato diffuso o di cui sarebbe stata minacciata la diffusione, quindi un caso probabile di revenge porn. So di foto fatte a mia sorella e mandate, ma non di immagini fatte da lei. Non si vergognava dei miei e sapeva come affrontare le cose, non si è ammazzata, commenta. Era bravissima a scuola, aveva tutti 8, se fosse stata depressa il suo rendimento sarebbe calato, dice la donna. La ragazza ha ribadito che la quindicenne, il giorno della sua morte, aveva avuto una violenta lite a scuola con una coetanea, stava per dirne i motivi a mia madre, ha detto. Poi è arrivato mio padre e si è interrotta, aggiungendo le ragazzine la odiavano. Intanto sul corpo della ragazzina è stato effettuato l'esame tossicologico come disposto dalla procura di Enna. Marco, arriviamo subito da te e cominciamo a vedere, a leggere i giornali proprio su questa vicenda. Esatto, troviamo la notizia di spalla, Angelo, nelle pagine interne della Sicilia, la notizia con il titolo relativo proprio a quello di cui abbiamo parlato con la studentessa suicida. Andiamo proprio sul giornale con la sorella maggiore che dice non ci credo, abbiamo sentito anche nel nostro servizio, era troppo intelligente, non si sarebbe mai fatta trovare in quel modo dai miei genitori, dice appunto la sorella. Sulla tragedia, lo ricordiamo, la Procura di Enna ha aperto un'indagine per istigazione al suicidio, diciamo qualche cosa appunto di diverso rispetto al pezzo che abbiamo sentito, con la Procura che ha effettuato, come detto, l'esame tossicologico sul corpo della quindicenne ed i genitori attendono proprio la restituzione della salma anche per celebrare i funerali della ragazza. Torniamo ad occuparci della strage familiare di Altavilla Milice. Sono state... Un nuovo passaggio procedurale. Dicevo che torniamo ad occuparci della strage avvenuta ad Altavilla Milice, disposta la perizia psichiatrica anche sulla figlia di Giovanni Barreca. Nei giorni scorsi il muratore è stato dichiarato incapace di intendere e di volere durante proprio quella mattanza. Un nuovo passaggio procedurale nel processo sulla strage di Altavilla Milice, dopo il responso su Giovanni Barreca, il muratore che con la figlia minorenne e una coppia palermitana ha torturato e ucciso la moglie Antonella Salamone e i figli di 15 e 5 anni. Il gruppo dei minori, Nicola Aiello, ha disposto la perizia psichiatrica anche sulla ragazza. La figlia di Barreca, minorenne all'epoca dei fatti, ha ammesso le proprie responsabilità, confessando di aver agito per liberare la madre e i fratellini da presenze demoniache. La perizia psichiatrica servirà al GUP per capire se al momento del fatto la 17enne fosse capace di intendere e di volere e se socialmente pericolosa. A occuparsi della perizia, quanto si apprende, sarà un neuropsichiatra infantile di Roma. Nei giorni scorsi Barreca, esaminato dai periti del GUP, è stato dichiarato totalmente incapace e ne è stato disposto il ricovero in una REMS. Il muratore di Altavilla Milice sarebbe affetto da problemi psichici tali da pregiudicarne la lucidità mentale, lucidità che invece avrebbero i due complici dei Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carendente, coppia che Salamone aveva incontrato durante incontri di preghiera. I due hanno sempre sostenuto di non avere partecipato ai delitti, ma di avere soltanto aiutato la famiglia a liberarsi dalle presenze demoniache con delle preghiere, versione che però sarebbe stata smentita dall'analisi dei tabulati telefonici. La Procura di Termini Imerese intanto per quanto riguarda il muratore Giovanni Barreca ha presentato ricorso proprio per la scelta, per diciamo, le indicazioni, quindi la liberazione e il ricovero in una REMS, quindi
non crede al fatto che non sia capace di intendere e di volere la procura. Adesso c'è un nuovo capitolo, anche la figlia, si chiede sulla figlia una perizia psichiatrica. Esatto, è proprio un nuovo capitolo di questa tragedia che ci ha coinvolto e ha coinvolto ovviamente la cronaca, ma non solo. Disposta la perizia psichiatrica anche per la figlia di Barreca sulla strage di Altavilla. Troviamo riscontro in quasi tutti i quotidiani, siamo andati anche in questo caso nelle pagine interne della Sicilia per dare uno sguardo anche all'interno dell'articolo. La giovane è stata fermata e ha subito iniziato a rendere un racconto spontaneo, rivelando il suo pieno coinvolgimento nei gravissimi fatti che hanno visto coinvolta la sua famiglia, avvenuti appunto ad Altavilla Milicia nel Palermitano. Le torture fisiche sono iniziate l'ultima settimana, da quando i ragazzini non sono più andati a scuola. La madre è stata uccisa prima, forse perché si sarebbe opposta alle torture dei propri figli. Questo aveva detto all'epoca il procuratore Cartosio, ritornando a quello che dicevamo prima, aggiungendo: è una terribile tragedia, quando ci siamo trovati lì è stato uno strazio, vedere i corpi in quelle condizioni è stato un vero dramma. Da un processo all'altro, adesso andiamo a Caltanissetta, è stato chiesto il rinvio a giudizio per 4 poliziotti. Secondo l'accusa avrebbero testimoniato il falso nell'ambito del processo sul depistaggio che riguardano le indagini della strage di Via D'Amelio. Chiesto il rinvio a giudizio con l'accusa di depistaggio per 4 poliziotti che secondo la procura di Caltanissetta avrebbero testimoniato il falso durante le loro deposizioni nel processo sul depistaggio delle indagini sulla strage di Via D'Amelio. Giuseppe Di Gangi, Vincenzo Maniscaldi, Angelo Tedesco e Maurizio Zerilli, tutti presenti all'udienza preliminare dinanzi al GUP del Tribunale di Caltanissetta, David Salvucci, hanno chiesto di non essere ripresi dalle telecamere. Uno di loro, Vincenzo Maniscaldi, ha chiesto di essere interrogato e nel corso dell'esame ha ribadito più volte di non aver mai dichiarato il falso o nascosto nulla di quanto a sua conoscenza. Per il PM Maurizio Bonaccorso, invece, i 4 poliziotti, mentre venivano sentiti come testi nel processo a carico dei loro colleghi Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, avrebbero mentito e lo avrebbero fatto in malafede. La procura di Caltanissetta ha parlato di false dichiarazioni e reticenze mascherate da non ricordo per coprire, sempre secondo l'accusa, punti oscuri dell'indagine sul falso pentito Vincenzo Scarantino. Dello stesso avviso l'avvocato dei figli di Paolo Borsellino, Fabio Trizzino, che associandosi alla richiesta del PM e rivolgendosi ai 4 imputati ha parlato di impostura. Per l'avvocato della famiglia del giudice ucciso, i 4 imputati nel rendere false dichiarazioni hanno umiliato prima di tutto i loro colleghi morti nella strage di Via D'Amelio. La prossima udienza è prevista per il 13 novembre, quando la parola passerà alla difesa dei 4 poliziotti. Sembra una storia infinita quella della strage di Via D'Amelio, ma di tutte le stragi, diciamo, di mafia. Difficile risalire proprio alla verità. Adesso c'è un nuovo capitolo che riguarda il depistaggio. Anche perché i tempi sono ovviamente lontani, per cui diventa veramente tutto più complicato, però si continua ad indagare, a cercare di capire che cosa realmente sia successo. Abbiamo sentito il servizio e nelle pagine dei quotidiani ritroviamo tante notizie anche in prima pagina che riguardano appunto questo fatto. Ad esempio sulla Sicilia è il titolo sotto la testata: Caltanissetta depistaggio bis, 4 poliziotti rischiano il processo, umiliata la memoria dei colleghi. Qui poi ritorniamo sull'argomento anche su Repubblica. Siamo sulla pagina interna del quotidiano palermitano, ma ecco qua il depistaggio sulla strage di Via D'Amelio, taglio basso della pagina, il titolo con la notizia di cui abbiamo parlato approfonditamente, il processo per 4 poliziotti, il depistaggio appunto sulla strage. E poi la pagina interna della Sicilia, vi faccio vedere con il processo, la strage, l'umiliazione appunto della memoria dei colleghi, processo depistaggio bis, la richiesta del PM, duro l'avvocato dei Borsellino. E se guardiamo anche l'interno dell'articolo di Laura Mendola, hanno sempre varcato la porta del Palazzo di Giustizia di Via Libertà perché investigatori che per anni hanno svolto indagini sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio questa volta non sono testimoni ma rischiano, come sappiamo, di finire a processo
per depistaggio, lo definiamo bis perché già un procedimento è stato chiuso in appello appunto per altri 3 poliziotti. Grazie Marco, adesso c'è la crisi idrica in primo piano, da oggi sono i lavori nella diga Ancipa, si interviene per spostare il sistema di presa galleggiante, previste anche delle opere per immettere in rete l'acqua proveniente dai pozzi. L'erogazione sarà sospesa in molti comuni, tra questi Enna e Caltanissetta. La crisi idrica impone interventi urgenti ed osservata speciale resta la diga Ancipa, uno degli invasi più importanti della Sicilia, con l'isola che fa i conti con la siccità, insufficienti anche le piogge di ottobre. A partire da questa mattina il sistema di presa galleggiante dell'acqua nell'invaso verrà spostato in un punto di maggiore pescaggio, lo rende noto Sicilia Acque. A partire dalle 6 è stata interrotta quindi l'erogazione idrica e sono state temporaneamente sospese le forniture ad Enna, a Gira, Gaiano Castelferrato, Calascibetta, Caltanissetta e San Cataldo e a Consorzio di Bonifica 4 di Caltanissetta. Nell'arco della giornata Sicilia Acque eseguirà interventi necessari al nuovo schema di funzionamento dell'acquedotto in previsione dell'immissione in rete dell'acqua proveniente da nuovi pozzi che sostituirà parte del fabbisogno idrico prelevato dall'invaso. La Protezione Civile regionale ha organizzato servizi con autobotti dei comuni, del Corpo Forestale e dei Vigili del Fuoco. E torniamo ai giornali e da qui ripartiamo per la rassegna stampa regionale. Marco, perché la crisi idrica evidentemente è uno dei temi di grandissima attualità. Esattamente, il tema di grandissima attualità è che poi ritorna puntualmente nelle pagine dei quotidiani. Abbiamo sentito il servizio sulla Gazzetta del Sud, nella pagina interna c'è anche una notizia legata a ciò che alle news che ha dato il servizio agrometeorologico siciliano, notizie che non sono confortanti perché sono insufficienti le piogge di ottobre e dunque Schifani intanto in questo momento particolare con, come dicevi appunto tu Angelo, questa situazione della siccità che è una costante ormai del nostro territorio, striglia il suo commissario. Il governatore ha dell'acqua, serve accelerare in tal senso. Quali sono questi dati di cui vi abbiamo parlato? Se ne accenna all'interno dell'articolo sulle piogge autunnali, no? Arrivano dati poco confortanti, a fornirli appunto sono i tecnici del servizio agrometeorologico siciliano. Ottobre era atteso, c'è scritto, come il mese che in base al clima avrebbe potuto finalmente dare un contributo decisivo al ripristino di adeguate riserve idriche superficiali e sotterranee. Tuttavia l'attesa è stata in buona parte delusa da un andamento che ha prodotto fenomeni piovosi importanti ma localizzati in prevalenza vicino alle coste. Dunque invasi, ne abbiamo parlato spesso anche nel corso delle nostre rassegne stampa, invasi che sono via via, ora dopo ora, sempre più vuoti, abbiamo sentito anche nel servizio di Tonino De Mana. Andiamo sulle prime pagine dei quotidiani regionali adesso per vedere sulla Sicilia. Avevamo già fatto vedere il titolo relativo al depistaggio bis a Caltanissetta, ma ci sono come al solito altri titoli sulla prima che vi facciamo vedere, come sempre con la doppia apertura, da una parte le notizie più siciliane, dall'altra quelle più nazionali o internazionali. Per quanto riguarda le notizie siciliane, la manovrina dentro i 560 milioni, con la regione che dice fondi per siccità, agricoltura, trasporti, reddito di povertà, con il caso Dagnino che scoppia. Per quanto riguarda invece la situazione internazionale, inevitabile, lo vedremo anche fra poco quando parleremo delle prime dei quotidiani nazionali, si parla ancora delle elezioni negli Stati Uniti. Attenti a quei due, stiamo parlando ovviamente di Trump e di Musk, dalle guerre ai dazi, le priorità di Trump, l'apertura di Putin, pronto a parlargli, e Musk che mira a essere il presidente ombra. Questo troviamo sulla Sicilia. Su Gazzetta del Sud, anche in questo caso la situazione degli Stati Uniti resta sempre in primo piano, le sfide dei primi 100 giorni alla Casa Bianca per il 47esimo presidente degli Stati Uniti, il piano dai migranti ai dazi al congelamento della guerra in Ucraina, con Putin che apre al dialogo. Questa è un'altra notizia che troveremo che campeggerà sulle prime pagine dei quotidiani
nazionali. Sulla Repubblica Palermo e invece sul Giornale di Sicilia troviamo notizie più attinenti alla cronaca regionale e che spaziano soprattutto su quella che è l'attività del governo regionale per la manovra, una manovra che dovrebbe portare una maggiore occupazione, una manovra che porta anche a un riassetto politico, a una sistemazione in certi casi di quelle che sono le alleanze. Su Repubblica Palermo guardiamo adesso il titolo, c'è un titolo di apertura che parla del potere che non logora, viaggio in cima alle istituzioni da Schifani a Cuffaro, da Riggio a Lobosco. In Sicilia il governo, gli enti e i partiti fanno segnare il più alto tasso di longevità e oggi torna la festa dell'amicizia. Sulla prima pagina invece del Giornale di Sicilia andiamo a trovare l'altra notizia sugli 80 milioni a disposizione dei deputati per finanziare iniziative nei territori. Se ne riparlerà nella prossima legge di stabilità. Si parla del reddito di povertà. Povertà e lavoro. Nella manovra varata all'ARS, soldi una tantum agli indigenti in cambio di opere socialmente utili. Impallinato col voto segreto il budget da 30 milioni di euro all'IRFIS per le imprese. Questo sul Giornale di Sicilia, che ovviamente dedica spazio anche allo sport, perché il Palermo oggi gioca contro il Frosinone e anche in questo caso c'è un riferimento agli Stati Uniti d'America con Biden, il presidente uscente, che dice rispettare gli elettori. Il piano ritorna, questo piano dei 100 giorni, ci si danno sempre delle scadenze per tentare di arrivare poi alle soluzioni. Sul reddito di povertà andiamo all'interno della Gazzetta del Sud, perché si parla di lavori socialmente utili legati chiaramente al reddito di povertà, perché viene affossata la norma che appunto stanziava 30 milioni per le imprese, congelato il tesoretto dei deputati, l'ok alla manovra quater varata dopo lo stallo che ha impantanato l'ARS per 2 giorni, con qualche novità che appunto ci viene raccontata in questo articolo all'interno della Gazzetta del Sud proprio sul reddito di povertà. Sicilia, situazione, abbiamo parlato chiaramente delle crisi legate alla siccità, ma c'è anche come sempre il problema legato al lavoro, tant'è vero che ci si adopera in tal senso, si spera, con questa manovra, con questa finanziaria approvata, ma chiaramente c'è anche una situazione legata al rendimento economico della nostra regione. Ne parla la Repubblica sulla pagina dedicata all'economia, Palermo Economia, con una controtendenza della nostra regione, perché se guardiamo appunto e andiamo sulla pagina di Repubblica, il PIL è in salita, ma frenerebbe il boom turistico. È il report di Banca Italia che fotografa un quadro di luci e ombre, con l'edilizia salva grazie ai cantieri del PNRR e ai lavori pubblici. Aumenta l'occupazione anche se precaria, la contrazione nell'industria è meno accentuata rispetto al resto del paese. Questo è il quadro che viene fuori della nostra regione, disegnato da Repubblica. Vi facciamo vedere ancora altre 2 pagine su Catania, sulla pagina della Sicilia, il tomo di Catania. L'articolo di apertura è legato al blitz in pescheria di Polizia, Guardia Costiera, Vigili Urbani e ASP per la sicurezza alimentare, pesce non tracciato e con parassiti, multe per 33.000 euro e ingenti sequestri, scoperti anche dei venditori abusivi e del gambero avariato, non adatto, assolutamente non adatto al consumo umano. E poi invece nelle pagine interne, ne abbiamo parlato anche nei nostri TG, vi facciamo vedere questo articolo dedicato al caso al Boggiolera. Dopo il video di una studentessa del nostro liceo scientifico si è provveduto in modo celere a eseguire la derattizzazione. La preside che parla, dopo l'allarme esagerato, fra virgolette, di Consitalia, la dirigente scolastica valuta addirittura
di adire le vie legali. C'è anche una foto dell'interno della scuola. Angelo. Grazie Marco, come ogni mattina fra poco torniamo da te per la rassegna stampa nazionale e internazionale. Adesso attiviamo il collegamento con la Polstrada, il compartimento della Sicilia orientale. Buongiorno al dottore Massimiliano Fiasconaro, che è sostituto commissario, ci parla da Sant'Agata di Militello. Buongiorno. Buongiorno dal compartimento Polizia Stradale Sicilia orientale. Oggi per fortuna non sono state registrate particolari problematiche alla circolazione sul nostro territorio. Permangono chiaramente delle condizioni di traffico molto particolari sulla tangenziale di Catania, su cui sono create delle file, e permane ancora la chiusura dello svincolo di Enna in entrata e in uscita da e verso Palermo. Sulla Messina-Catania, sulla 20, l'unica criticità è notturna, poiché alle 22 in direzione Palermo viene istituita l'uscita obbligatoria allo svincolo di Patti con rientro allo svincolo di Brolo, da cui si potrà proseguire il viaggio verso Palermo, e ribadisco dalle 22 alle 6, sempre sulla A20 Messina-Catania, tra gli svincoli di Sant'Agata di Militello e Santo Stefano di Camastra permangono due doppi sensi di circolazione su cui bisogna transitare con grande attenzione. Sui viadotti esattamente Buzza e Furiano, nessun'altra criticità per fortuna, ma è chiaro fare le nostre raccomandazioni. Sta iniziando un altro weekend ed in molti si accingeranno a mettersi in viaggio sulle nostre strade e sulle nostre autostrade, anche al di fuori della nostra bella isola. È molto importante stare attenti alle condizioni tecniche del veicolo, soprattutto alla condizione dei pneumatici, che devono essere di recente produzione e con battistrada di non meno di 1,6 mm. Ed inoltre si raccomanda il rispetto delle norme del codice della strada quando a bordo dei nostri veicoli, tutti con le cinture di sicurezza allacciate anche nei sedili posteriori, e se a bordo delle nostre motociclette con casco indossato e ben allacciato. A tutti una buona strada. Grazie al sostituto commissario Massimiliano Fiasconaro, che ci ha parlato stamattina da Sant'Agata di Militello per la polizia stradale, il compartimento della Sicilia orientale. Diamo un'occhiata anche al traffico su Catania, in questo momento sulla circonvallazione. Mi sembra piuttosto fluida diciamo, la situazione sia nelle due direzioni est e ovest, quindi diciamo che questa mattina non ci sono particolari criticità, almeno in quest'area che vi stiamo mostrando. Facciamo adesso una breve sosta, poi riprendiamo con la rassegna stampa con Marco Carli, i giornali, quelli nazionali, per i fatti non solo del nostro paese ma anche quelli internazionali. Bentornati a Buongiorno Sicilia da Marco Carli, adesso rassegna stampa nazionale e internazionale. Eccoci qui, rassegna stampa internazionale e nazionale con le prime pagine appunto dei quotidiani nazionali e la situazione che deriva dal voto, da Election Day di qualche giorno fa negli Stati Uniti, con l'elezione di Trump e tutto quello che ne deriva sia a livello di equilibri geopolitici. Vedremo che ci sono dei messaggi, un ravvicinamento anche con la Russia, dei messaggi di Putin, situazione legata poi ovviamente alla guerra sia nel Medio Oriente che nell'Oriente europeo, e soprattutto legati all'economia, con l'arrivo di Trump come 47esimo presidente degli Stati Uniti. Si parla di tutto questo sui quotidiani nazionali, soprattutto di questo, poi c'è anche della cronaca e il tema legato allo sciopero, ad esempio, dei trasporti nella giornata di oggi, soprattutto dello sport, perché si continua a giocare. Ieri ci sono state le squadre italiane impegnate in Conference League e in Europa League con risultati
alterni. Andiamo sul Corriere della Sera e vi faccio vedere subito il titolo, con Putin che elogia Trump. Vi dicevo in precedenza di questo avvicinamento fra la Russia e gli Stati Uniti, sì al dialogo, con il tycoon che dice credo che ci parleremo, e intanto lavora a squadra e misure con il ruolo importante che ha avuto Musk durante la campagna elettorale per portare all'elezione di Trump e che potrebbe avere all'interno del nuovo esecutivo. Passaggio pacifico dei poteri, dice Biden, non puoi amare il paese solo quando vinci. Ci sono anche le dichiarazioni di Meloni, non bisogna avere paura di Donald. Andiamo come sempre sulle pagine interne. Sul Corriere della Sera troviamo dei riferimenti sia alla figura di Trump che a quella di Putin. Qui Trump, guardate questa foto, giudicate voi se è rassicurante o meno, il presidente eletto e lo zar, penso che ci parleremo. Lo zar ovviamente Putin, i 75 giorni per fare la squadra, presto un pranzo con Biden. Il Corriere decide poi di dare spazio proprio a Putin, impressionato dalla reazione all'attentato, e per il capo del Cremlino ora il repubblicano ha le mani libere. Il messaggio all'America: pronti per riaprire i contatti con un uomo coraggioso. Questo dice Putin di Trump. E sulla NATO l'intervento, qui la stilettata, non ha più senso secondo quello che appunto viene definito lo zar ancora di Russia. Qual è il piano per gli Stati Uniti? Immigrazione, scuole e politiche radicali, lo troviamo sempre sulle pagine interne del Corriere. New York si risveglia meno progressista per Trump, 100.000 voti in più di 4 anni fa. Si parla ovviamente della Grande Mela, centro nevralgico degli Stati Uniti, ma in realtà del mondo, soprattutto per quanto riguarda chiaramente l'aspetto economico. Resta l'unico che ha sconfitto il magnate repubblicano, ma c'è chi lo rimprovera della debacle per essersi ritirato troppo tardi, la situazione appunto di Biden rispetto a Trump. Vi faccio vedere anche dalle pagine interne, ne parliamo spesso per quanto riguarda la nostra regione, per la Sicilia, ma è una situazione che coinvolge un po' tutto il mondo e tutta Italia, quella del clima. Il 2024, infatti, lo leggiamo sempre dalle pagine interne del Corriere, l'anno più caldo, aumentato di 1,5 gradi e oltre la soglia critica. È il rapporto di Copernicus con un'accelerazione allarmante, perché chiaramente la soglia di caldo porta a fenomeni meteorologici imprevisti ed incredibili come quelli che abbiamo visto ad esempio a Valencia nelle ultime settimane. Torniamo alle prime pagine. Vi dicevo, l'apertura è sempre dedicata alla situazione Stati Uniti e legata anche all'Europa. Ad esempio Ucraina, Putin apre a Trump. Su Repubblica, il leader russo: parleremo del piano per mettere fine alla guerra, e il neopresidente degli Stati Uniti: sì, ci sentiremo presto. È l'allarme di Zelensky al vertice europeo che si sta tenendo a Budapest. È inaccettabile fare concessioni a Mosca, ma l'Unione Europea in questo caso si divide su aiuti e armi. Con le parole poi di Biden: sarà una transizione pacifica, che abbiamo già letto. I risvolti sull'economia li troviamo anche andando a dare uno sguardo a quello che è il quotidiano economico più importante in Italia, vale a dire il Sole 24 Ore, perché chiaramente tutto quello che succede negli Stati Uniti ha un riflesso un po' su tutto il mondo. Secondo taglio, tassi giù di 0,25%, e poi Wall Street e Bitcoin arrivano ai massimi, e questi sono i risvolti che subito si sono avuti al termine di quello che è stato l'Election Day negli Stati Uniti. E poi dopo il voto Trump e Putin, annunci incrociato, pronti a parlarci, e questa è una dichiarazione appunto che abbiamo visto incrociata dei due. Sul Sole 24 Ore, e chiudiamo qui per il momento, vi dicevamo ci sono i riferimenti anche alla guerra in Medio Oriente, soprattutto
al Libano, da dove arriva l'appello dei vescovi porre fine alle aggressioni israeliane. Anche in questo senso si è espresso Trump sulla situazione legata alle guerre, ha detto fermerò le guerre, vedremo se sarà così, perché di cessate il fuoco si parla ormai da tempo, ma ancora non si riesce ad arrivarci. Angelo, a te. Grazie Marco, adesso noi guardiamo le previsioni meteo e ci ritroviamo fra pochissimo per il primo degli ospiti di questa mattina. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì sole protagonista sui settori alpini, mentre avremo delle nebbie nelle ore più fredde della giornata sulla Val Padana. Al centro-sud e sulle due isole maggiori, dunque in Sicilia, avremo nuvolosità irregolare. Il contesto si presenterà piuttosto variabile. L'alta pressione infatti inizierà ad indebolirsi. Avremo dei rovesci di pioggia più nella seconda parte della giornata a carattere sparso. Il tutto con clima ancora mite per il periodo. Valori massimi che localmente raggiungeranno i 24-25 gradi. Situazione ancora di variabilità nella giornata di sabato. Inizialmente il contesto si presenterà parzialmente soleggiato, ma avremo poi un progressivo aumento della nuvolosità su gran parte del territorio con precipitazioni a macchia di leopardo. Il tutto con temperature massime che non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Potrei dirvi che stiamo per tornare su Antenna Sicilia e Telecolor. Potrei dirvi che ricomincia Isola Verde. Potrei dirvi che ancora abbiamo tanti luoghi meravigliosi da visitare, tante storie di grandi personaggi siciliani da raccontare. Insomma, potrei dirvi che ci sono imprenditori da raccontare, potrei dirvi che ci sono strade da percorrere, montagne da scalare, fiumi da guardare. Potrei dirvi che Isola Verde sta per tornare, sì, su Antenna Sicilia e Telecolor, ma non ve lo dico, è perché ve l'ho già detto. Vi aspetto. Isola Verde, la Sicilia delle cose belle. Allora, buongiorno ancora, benvenuti a Buongiorno Sicilia e ringraziamo e salutiamo il professore Eugenio Aguglia. Buongiorno. Buongiorno. Docente di psichiatria all'Università di Catania. Professore, stamattina cercheremo di capire qualcosina in più anche per quanto riguarda il disagio dei giovani, perché si arriva molte volte a dei gesti estremi, perché il comportamento dei ragazzi molte volte sembra irrazionale. Proveremo chiaramente nel nostro spazio a disposizione, partendo da quello che è l'ultimo fatto di cronaca, quanto avvenuto a Piazza Armerina. Questa ragazza trovata impiccata, la procura ha aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio, la sorella che ieri è rientrata, è arrivata dal nord Italia, non accetta e dice comunque che sua sorella non si sarebbe mai tolta la vita. Indubbiamente i ragazzi vivono una fase, ci sono dei momenti in cui vivono una fase molto, molto difficile. Che cosa può passare nella mente di un giovane, di una giovanissima, in quegli istanti in cui magari si prende questa decisione che magari non si aspetta, se questa è stata, attenzione? Allora, la decisione di autoeliminarsi da parte di un adolescente nasce da un vissuto di profonda angoscia che l'adolescente non riesce a gestire e che non riesce neanche a comunicare. Perché io ritengo che se ci fosse stata in questa ragazza la disponibilità, il tempo, l'opportunità di trasferire, di trasmettere le sue angosce, i suoi dolori, le sue preoccupazioni. Tra l'altro ho sentito anche che nella scuola che frequentava c'era lo psicologo, cosa assolutamente che ritengo ottimale. Sarebbe bastato un colloquio con lo psicologo per cogliere tutte quelle sofferenze che questa ragazza inglobava in sé, ma che non riusciva a comunicare e di cui non riusciva a rendere partecipi neanche i genitori. Perché di fatto ho avuto occasione anche di sentire la testimonianza della madre. La madre è sbalordita, è stranita del gesto drammatico della figlia, come se questo gesto fosse arrivato in maniera improvvisa. Così, una mattina io vado a scuola, esco dalla scuola e mi faccio fuori. Non è così immediato il passaggio. Professore, però questa ragazza
aveva un ottimo rendimento scolastico. Ecco, questo non è indicativo. Non è indicativo. Questo non è indicativo perché il rendimento scolastico rientra nella motivazione, rientra nella buona potenzialità cognitiva, rientra anche nel senso del dovere che la ragazza ha. Qui il problema che è stato anche in qualche modo messo in evidenza è un bullismo, un cyberbullismo che la ragazza avrebbe, usiamo il condizionale, oppure stava per. Avrebbe o stava per subire, che naturalmente già in quanto tale diventa una spina irritativa assolutamente difficile da gestire non solo per la ragazza ma anche per persone più adulte. È chiaro che se, come ho visto anche attraverso i mass media, addirittura si parla di revenge porno, andiamo ben oltre il cyberbullismo, non è la molestia, non è l'SMS, non è la telefonata notturna, non è il Facebook che mette in giro una notizia, è qualcosa di molto più impegnativo perché è la diffusione di materiale sessualmente etichettato che viene messo online senza il consenso dell'interessata. Quindi, come dice il nome stesso, revenge è una vendetta, cioè è un modo come rispondere con una certa rabbia a un qualcosa che non si è riuscito a ottenere in maniera diversa. Ma come si fa a intercettare? Perché evidentemente se c'è stato questo disagio è stato celato, nascosto. Apparentemente nascosto. Allora è stato sicuramente apparentemente nascosto perché, come ho appena detto, la madre non aveva colto questo tipo di Ma non sofferenza. l'ha colto la madre, non l'ha colto l'insegnante, non l'hanno colto... Però ci sono dei messaggi indiretti e i messaggi indiretti che in qualche modo potrebbero essere, come dire, messaggi target. Sono momenti anche nella classe di cambiamento di atteggiamento, momenti di maggiore silenzio, momenti di apparente distrazione, momenti di maggiore disponibilità a interloquire con i coetanei, anche nel momento della ricreazione, ecco, che in genere è un momento gruppale, no? Tra l'altro la ragazza aveva 15 anni, quindi figurarsi molto di più. Nel momento della ricreazione l'unica cosa che ricordano tutti è un litigio assolutamente impegnativo, con una spinta anche manuale, con una compagna. Già questo è un elemento di sofferenza, cioè evidentemente in quel contesto scolastico c'erano degli elementi che la ragazza non riusciva ad accettare e con i quali elementi non riusciva a dialogare in maniera serena. C'è un disagio che può essere ereditato dal fatto che questa ragazza si è trasferita. Lì più che un disagio io credo che ci sia una esigenza di un riadattamento ad una realtà sociale diversa. È chiaro che da Milano a Piazza Armerina, nulla togliendo all'importanza di Piazza Armerina, ma certamente non comparabile con la metropoli milanese, è chiaro che chi arriva fa più fatica ad essere accettato nel gruppo. Ma da questo ad arrivare a atteggiamenti di bullismo, di cyberbullismo, ce ne corre. La discussione a cui faceva lei prima riferimento, cioè questa lite con questa coetanea per un ragazzino, per un ragazzo che non era più fidanzato con, diciamo, la rivale d'amore, mettiamo così, ma che era libero, può avere scatenato, può aver innescato questa sua reazione? Io credo che possa essere possibile, tenuto conto che se per un attimo distacchiamo la nostra attenzione dall'aspetto di cui stiamo accennando e un attimo facciamo riferimento alle modalità reattive dei ragazzi di oggi. La ragazzina che esce da casa con il coltello e accoltella il compagno di scuola a 12 anni perché era stata individuata come una ragazzina che copiava. Mi si accetti la banalità del gesto e la banalità della confessione, chiamiamola così, di questo ragazzino, che viene punito in maniera assolutamente dissonante con quello che è la modalità interlocutoria di un adolescente. Questo per dire, faccio questo esempio che è contestuale ai nostri giorni, per dire che le modalità reattive dei ragazzi di oggi non sono più mediate da un equilibrio, non sono più modulate. Non è detto che il ragazzo debba accettare silenziosamente tutto, non è questo il mio messaggio, al contrario, il ragazzo deve rappresentare le proprie esigenze, le deve estrinsecare, deve cercare di ottenere un risultato, ma è la modalità che nasce da un dialogo. Dico questo perché io sono assolutamente convinto che questa esigenza del dialogo dovrebbe nascere in famiglia, perché il ragazzo non nasce col sapere dialogare.
nessuno di noi lo ha fatto, è ovvio, è una, come dire, è una modalità che lentamente si apprende, è un esercizio che si apprende, dove il dialogo presuppone il rispetto dell'idea dell'altro. Nel caso specifico questa parte, a mio avviso, è completamente negletta. I ragazzi di oggi, lei diceva, hanno delle reazioni che non sono razionali, diciamo così, mettiamola da questo punto di vista, ma è perché vivono una realtà che è quella magari virtuale, che non ha questo filtro, cioè non è, quando si vede, anche un videogioco, il videogioco è una cosa meccanica, si esegue e basta. Possono trasferire l'esperienza del videogioco, sto facendo un esempio banale, alla vita reale? Allora, il videogioco, a mio avviso, che è un momento di relax, di passatempo, è diventato un momento condizionante alla vita dei nostri giovani, in quanto il videogioco, in quanto tale, e internet, Facebook, eccetera, hanno completamente intrappolato lo sviluppo dell'affettività. Non sono più i ragazzi abituati a parlare con l'interlocutore guardandosi negli occhi e cercando anche di capire attraverso lo sguardo il sentimento dell'altro. Sono abituati a parlare con uno schermo che naturalmente riceve e non trasmette, e quando trasmette cose sbagliate scatena l'aggressività nel ragazzino. Proprio recuperando il riferimento che fa lei del videogioco, se il videogioco non dà la risposta vincente, la risposta del ragazzino non è si può anche perdere, perché fa parte della vita di tutti noi, la risposta è aggressiva, è di rabbia. A volte questi iPad volano nella stanza perché non hanno dato la risposta attesa. Trasferire questo nel rapporto con l'altro diventa quasi un automatismo, perché non c'è l'alternativa. Non c'è stata la possibilità nel ragazzo, stiamo parlando dell'adolescenza, quindi del momento assolutamente più delicato, non c'è la possibilità di trasferire una crescita graduale. Questo avviene anche per responsabilità dei genitori, me lo lasci dire da genitore, naturalmente. Viene per responsabilità dei genitori, che io in questo caso amo definire genitori spazzaneve. Non è ovviamente nessuna azione lesiva della dignità del genitore, ma vuole in qualche modo mettere in evidenza come il genitore oggi, piuttosto che lasciare spazio al colloquio, alla presa in carico, alla condivisione, alla complicità, all'ascolto, il genitore reagisce dicendo: ci penso io, non ti preoccupare, faccio tutto io. Cioè è un genitore iperprotettivo, iperderesponsabilizzante l'adolescente, il quale cresce in un mondo che non è quello reale, perché ha una spalla onnicomprensiva e risolutiva. Si arriva al paradosso in questo senso, a un genitore che compete con l'insegnante, perché se l'insegnante decide di rimproverare o punire, per motivi leciti naturalmente, lo scolare, il genitore va a scuola e se la prende con l'insegnante, non chiede al ragazzo le ragioni del suo comportamento sbagliato. Quindi il ragazzo non ha la possibilità di sperimentare le sue reazioni rispetto a esperienze negative, perché la persona di ciascuno di noi non cresce solo se tutto va bene e tutto è perfetto. Sarebbe banale immaginarlo. La nostra personalità cresce attraverso la verifica delle modalità di rapporto che ciascuno di noi nel corso della nostra vita ha con esperienze anche negative che fanno parte della vita di tutti i giorni. La possibilità, chiudo, la possibilità di reagire solo con rabbia è l'elemento che poi scatena quanto stiamo dicendo. Professore, potremmo continuare per ore, immagino. Adesso vedremo la magistratura chiaramente sul caso della giovanissima, della quindicenne di Enna, farà le indagini e arriveremo ad capiremo che cosa è successo, nel senso se è stato veramente suicidio, se non è stato suicidio, che cosa è successo, si cercherà di ricostruire attraverso anche i device a disposizione della ragazza, se ci sono stati dei messaggi particolari, se c'è qualche istigazione, se c'è stata l'istigazione al suicidio oppure no. Il discorso invece dei giovani
a 360 gradi e molto più ampio. Grazie per la sua presenza stamattina qui a Buongiorno Sicilia. Ci fermiamo qui, fra poco parleremo di influenza, perché arriva, diciamo, la stagione in cui bisogna prendere le contromisure giuste per quelli che sono i malanni di stagione. A fra pochissimo. Allora, è il momento di parlare di influenza come anticipata. Buongiorno Sicilia, buongiorno dottore Morello. Buongiorno a voi. È il dirigente medico di epidemiologia dell'ASP di Catania. Esatto. E allora, ho detto prima che arrivano i malanni di stagione, il malanno di stagione per eccellenza è l'influenza. Come ogni anno puntuale arriva grosso modo a partire da questo periodo, già in Italia è stato isolato il virus, diciamo, preponderante, no? Perché poi di influenze ce ne sono diverse. Quest'anno però pare che quello che sta avendo, per quello che è l'esperienza che noi abbiamo e ricepiamo dall'altra parte dell'emisfero, cioè dall'Australia, è proprio quello australiano. H3N2, dico bene? Esatto. Nell'emisfero australe, durante la nostra estate e inverno, quindi si sviluppa l'influenza e si isolano i ceppi più frequenti. Su questa attività viene creato il vaccino per la nostra stagione invernale e questo famoso H3N2, che sta facendo tanta paura, è compreso nel vaccino. Ci sono 4 ceppi nel vaccino, 2 del tipo A e 2 del tipo B. L'H3N1 rientra nella categoria del tipo A. È conosciuto, circola da sempre con delle varianti che poi vengono sistemate nel vaccino, ma è conosciuto ed è presente nel vaccino. L'unica differenza è che l'anno scorso, per esempio, è circolato soprattutto il ceppo H1N1, quello che qualcuno impropriamente ha definito suina, perché è un ceppo like suina, cioè simile alla suina. Quest'anno pare che stia circolando di più questo ceppo H3N2 e chiaramente l'impatto, siccome negli anni precedenti ha circolato di meno, l'impatto può essere più evidente, nel senso che infetterà un maggior numero di persone. Quali sono questi soggetti che sono più a rischio rispetto, diciamo, agli anni passati? Ma soprattutto i soggetti giovani, perché non hanno incontrato negli anni passati un'influenza, e sempre le categorie dei soggetti disabilitati da patologie, e quindi patologie polmonari, cardiovascolari, metaboliche o immunodepressi. Quindi io infatti a questo proposito volevo segnalare una cosa molto importante. Uno studio della regione Emilia-Romagna ha evidenziato che nel 2020 e 2021, quando c'era il Covid, ma a fine 2020 ancora non c'era il vaccino, che è arrivato il 27 dicembre 2020. Allora si raccomandò di vaccinarsi per l'influenza, perché se fossero arrivati i sintomi avremmo fatto una diagnosi differenziale. Se hai vaccinato per l'influenza, allora con questi sintomi potrebbero essere Covid. Con queste raccomandazioni raggiungemmo una percentuale di vaccinazione del 75%, che non abbiamo più raggiunto. E in questo studio della regione Emilia-Romagna, che io voglio citare perché è molto interessante, nella stagione 2020-2021, casi gravi, la regione Emilia-Romagna di influenza aveva 0 casi, mentre negli anni precedenti erano 44, 172 e così via. E il numero di decessi 0 nella stagione 2020-2021, proprio perché abbiamo vaccinato oltre il 75% dei soggetti. Questo cosa significa? È un appello, è un invito? È un invito a vaccinarsi contro l'influenza. I soggetti con più di 60 anni o con patologie, a prescindere dall'età, debbono vaccinarsi. Preveniamo delle complicanze che a volte possono essere gravi.
non ci dobbiamo allarmare, ma le complicanze dell'influenza ci sono, a livello polmonare, a livello cardiaco e a quanto pare anche a livello cerebrale. Sì, c'è diciamo un allarme che insomma, per quelle che è l'esperienza che abbiamo ricevuto dall'Australia, dicevamo prima, ci sono dei problemi, ci possono essere dei problemi neurologici legati proprio all'influenza di quest'anno. A quanto pare sì, in questo caso che è stato isolato in Liguria ha avuto dei problemi neurologici, ha avuto delle perdite di memoria, addirittura non ha riconosciuto nemmeno la moglie, da quello che si dice, ma un virus teoricamente può colpire anche il cervello, quindi il bersaglio principale del virus influenzale è l'apparato respiratorio, l'apparato cardiocircolatorio, ma anche l'apparato intestinale e anche il sistema cerebrale. Dottore, questo virus pare che abbia una caratteristica ulteriore, che è quella di aggirare le difese immunitarie, cioè è capace di aggirare le nostre difese. Se le nostre difese immunitarie sono carenti nel soggetto immunodepresso, questo virus e altri virus possono aggirarlo. Il virus si adatta all'organismo e quindi a volte il sistema immunitario non è sufficiente a debellarlo. Ecco perché oltre alla vaccinazione è necessario delle azioni preventive, lavarsi spesso le mani, non toccarsi gli occhi, il naso con le mani e questo mi riporta a quello che dicevo prima, che nel 2020-21, dove la percentuale dei vaccinati era altissima e dove eravamo tutti con la mascherina e ci lavavamo le mani 10 volte al giorno, il virus è circolato molto di meno. Cosa significa questo? Che dobbiamo rimettere la mascherina in alcuni casi? No, in alcuni casi se c'è un paziente che ha dei sintomi e non sappiamo se è influenza, se è Covid, allora è bene che usi la mascherina quando vai in pubblico. Non è obbligatorio, però le precauzioni, arieggiare i locali, perché il virus ama gli ambienti caldi, arieggiare i locali, lavarsi spesso le mani e non toccare gli occhi, la bocca o il naso con le mani, e queste sono delle precauzioni che sono sempre valide. Prima di salutarci rinnoviamo l'appello alla vaccinazione, come vaccinarsi e dove vaccinarsi. Ecco, questo è importante. Allora, la campagna vaccinale è iniziata il 14 ottobre, verrà effettuata prevalentemente dai medici di medicina generale e da quest'anno anche dai pediatri. I bambini in carico al pediatra di libera scelta possono vaccinarsi dal pediatra. Oltre a questo possono vaccinarsi nei nostri ambulatori previa prenotazione. A Catania possono accedere senza prenotazione all'ambulatorio di Corso Italia tutti i giorni. Una diffusione capillare che speriamo raggiunga il maggior numero di persone. Vaccinatevi senza allarmarvi. Grazie, allora grazie al dottore Mario Morello, che è il dirigente medico di epidemiologia dell'ASP di Catania, ci ha dato dei consigli utili intanto su come prevenire l'influenza, insomma stare in guardia, ci ha messo in allerta per l'influenza che sta arrivando. Basterà chiaramente poi rispettare alcune norme quando si dovesse prendere l'influenza, e stare a casa qualche giorno non fa male. Il riposo è la miglior terapia e soprattutto non usare antibiotici se non prescritti dal medico curante. Fondamentale quest'altra, diciamo, precisazione. Noi ci dobbiamo fermare fra poco, cambiamo argomento assolutamente, parliamo delle tradizioni siciliane, delle tradizioni che ci portano ad alcuni strumenti musicali. Ne sentiremo poi uno proprio qui dal vivo. Tutto questo fra poco a Buongiorno Sicilia. Allora, adesso in studio per i simboli della tradizione siciliana. Buongiorno a Salvatore Tomasello. Buongiorno, è sempre un piacere. Di professione liutaio? Liutaio, sì, musicista, liutaio, polistrumentista. Polistrumentista, partiamo subito da una considerazione. Com'è che ci si avvicina a questi strumenti e perché?
Ma intanto ci vuole passione, la passione che mi è stata tramandata dal padre, dal nonno e dal bisnonno, che erano barbieri musicisti. Barbieri musicisti perché nel loro salone... Nel loro salone c'era la classica musica da salone da barba, esattamente, sì. Poi l'arte in famiglia non manca, mio padre suona il pianoforte, mia madre è sarta, quindi l'arte è sempre stata di famiglia. Questi strumenti che sono tipicamente della nostra tradizione però fanno il giro del mondo, arrivano veramente in tutte le parti della nostra terra. Sì, ho la fortuna che riesco ad esportare un po' di questi strumenti veramente in tutto il mondo, in America, in Germania. Alcuni di questi strumenti che vedete sono in partenza. Ora magari cerchiamo di capire quali sono questi strumenti che stiamo vedendo qui poggiati sul tavolo. Alla sua sinistra cosa abbiamo? Alla sua sinistra? Allora, dal più semplice friscaletto di canna normalmente stagionata. Questo è un friscaletto, il classico friscaletto 7+2, ovvero 7 fori davanti e 2 fori dietro. Come si costruisce questo? Bisogna andare a tagliare le canne nel periodo giusto, con la luna calante, in luoghi non troppo umidi. Si fa stagionare la canna per 3-4 anni e poi si può realizzare lo strumento, che non è altro che un flauto di canna. Questi strumenti, dicevamo, arrivano in tutto il mondo e poi li vediamo anche spesso in alcuni set cinematografici oppure sui palcoscenici nei concerti. Anche, è uno strumento che nasce dalla tradizione agropastorale e ultimamente si sta evolvendo in un ambiente un po' più colto, come nei teatri, nelle opere. Alcuni strumenti li ho spediti alla Filarmonica di Berlino, per esempio, cioè luoghi abbastanza importanti. Quindi questo è quello più semplice. Quello più semplice, sì. Che si chiama? Friscaletto. Friscaletto, bene. Poi cos'è che abbiamo? Poi magari sentiamo qualche cosa, vediamo se possiamo. Dopo il friscaletto con la canna normalmente stagionata, per questo l'ho specificato, c'è il friscaletto con la canna secolare. Dici, ma la canna secolare, qual è la differenza? Come potete vedere, il colore della canna è diverso. È diverso. Come se fosse stagionata? Esattamente, perché questa canna l'ho presa da un antico controsoffitto di una casa del 1800, quindi questa è sicuramente una canna secolare. E in realtà cambia solamente l'estetica, perché il suono è sempre uguale. Successivamente vediamo invece uno strumento un po' più complesso, che è uno strumento di radica di ulivo. Cambia, diciamo, la materia prima? La materia prima cambia. E il suono cambia anche? Cambia un pochettino, questo sì. La difficoltà qui sta nel costruirlo, perché madre natura già ci dà la canna che è forata, quindi già è un tubo sonoro più o meno perfetto. Il legno invece devo andarlo a tagliare. Per estrapolare questa radica mi sono dovuto districare tra massi, perché la radica ingloba pietre, terra, e quindi ho rovinato parecchie lame della secannastro. E quindi arriviamo poi a quello che è, diciamo... Questo è l'oboe popolare o piffero, il cosiddetto piffero. E già qua non è più un flauto, ma è uno strumento ad ancia, perché vediamo qua c'è un'ancia sintetica che ci avvicina più poi al mondo della zampogna. Adesso ci arriviamo alla zampogna. Possiamo vedere la differenza un attimino tra il suono del piffero e quello del friscaletto, per dire? Allora, il friscaletto... Questo tipico suono, esattamente, diciamo. Esattamente. E quale vuole sentire? Sentiamo questa, sì. Siamo molto vicini alla zampogna. È completamente diverso, perché qua abbiamo un'ancia, non è più un flauto, ma è uno strumento ad ancia, come appunto l'oboe. Da qui parte l'oboe che tutti conosciamo. Abbiamo visto che c'è già una grande differenza fra il friscaletto e altri strumenti. Adesso arriviamo alla zampogna. Arriviamo alla zampogna. La zampogna, che è quella più... la zampogna è una nostra... È un nostro strumento tradizionale. Allora, io mi sto battendo per far sì, posso dire, di colmare quel cratere di cultura che c'è nelle nuove generazioni, perché uno strumento del genere non è più conosciuto dai giovani d'oggi. Se io facessi vedere un friscaletto, una zampogna a un ragazzo di 10 anni o 15 anni, non sa di cosa stiamo parlando. E per questo mi voglio impegnare, appunto, come obiettivo principale, ad andare nelle scuole con un progetto ad hoc ad insegnare le nostre sonorità,
che sono quelle che ci rappresentano più da Questa vicino. diciamo è più tipica per noi, è più tipicamente natalizia. E qui è non un errore, ma l'evoluzione dello strumento. Lo strumento non nasce come strumento natalizio, ma è uno strumento che veniva utilizzato in ambito agropastorale nei momenti di festa, in estate, in inverno. Oggi, Per noi, diciamo, oggi è lo solamente uno identifichiamo. strumento che viene identificato come strumento natalizio, esattamente. Non so se possiamo avere un esempio, qui bisogna forse prepararsi per fare... Posso? Sì, vediamo un attimino cosa succede con la zampogna. Che Si è bisogna bagnato un po' fuori, che sta piovendo, quindi può essere un po' scordata. E quindi diciamo, però bisogna riempirla d'aria anche perché altrimenti, ecco, già incominciamo a sentire. Allora, abbiamo avuto esempi diversi di sonorità, Sì. anche diverse, dalla zampogna diciamo, alla friscaletto, ma anche passando per cosiddetto piffero, giusto? Piffero. Quindi diciamo che qui c'è una sventagliata di strumenti che Sì. servono anche alla nostra tradizione. Da quest'anno, 2024, Sì. giusto? Sì. Lei è stato iscritto in questo registro delle eredità immateriali della Sicilia nel libro dei tesori umani viventi. Cioè è un riconoscimento abbastanza importante. Qui lo stiamo vedendo all'opera importante. mentre lavora, fa qualche... Sì, in questo lavora a video sto friscaletto, penso costruendo un'ancia per la zampogna. Per la zampogna. Per la zampogna. Esattamente, questa è la fase di pulizia in cui pulisco il nodo della canna e dopodiché andrò ad incidere. Qua vado ad accorciare il tubo, questa si chiama ancia semplice, ma è tutt'altro che semplice costruirla, cioè apparentemente sembra facile, giusto? Però basta sbagliare il taglio che sto facendo proprio in questo momento e l'ancia non suona come dovrebbe. In questo momento la zampogna che avete sentito è incannata con queste ance qui, esattamente. Quindi all'interno? All'interno, se volete lo posso anche far vedere, ci sono queste ance, le ance semplici sono fatte di canna. Ok, perfetto. Allora però torniamo al fatto che c'è questo riconoscimento per lei, un riconoscimento importante. Abbastanza importante, sì. Non è un punto d'arrivo, anzi è un punto di partenza, proprio perché grazie a questo riconoscimento, grazie anche al fatto che una volta in laboratorio è venuto il Ministro della Cultura oggi, che sarebbe Alessandro Giuli, ho acquisito una maggiore credibilità, per dire, perché in questi ambiti, specialmente nell'ambito della liuteria, per affermare il nome occorrono decenni e questo riconoscimento è molto importante. Sì. Io le chiedo, quanti siete intanto in Sicilia, se avete idea cioè perché questa è un'arte che intanto va coltivata con passione sicuramente, per tramandarla credo che sia ancora più complicato e più difficile. Sì, allora siamo pochi, in realtà come costruttori di zampogne realmente affermati siamo 4-5, non di più, in tutta la Sicilia. E il fatto del tramandare queste tradizioni, c'è mio figlio per esempio, mio figlio Giovanni, che ha ancora 8 anni e piano piano lo sto avvicinando al tornio, appunto vedete nel video, è abbastanza ipnotico il tornio, già il bambino viene rapito dal legno che gira e lui si diverte a sgrossare i legni che diventeranno un giorno zamponi. È un'attività di grande manualità questa, bisogna essere molto bravi. Difatti non è, per arrivare a un buon punto passano anni. E quindi è possibile secondo lei, faccio adesso una domanda, lei mi diceva prima che ha un progetto per diffondere intanto la cultura, no? Sì. Ma è possibile immaginare che nelle scuole della nostra regione ci possono essere dei corsi per far vedere come si costruiscono e magari far innamorare i giovanissimi di quest'arte? Uno di questi miei propositi è proprio questo, ovvero tutti siamo abituati a scuola a suonare il flauto dolce di plastica. Io spero nei prossimi anni di creare un prototipo di friscaletto siciliano da proporre nelle scuole. Un mio punto di arrivo sarebbe questo, per creare queste nuove generazioni
quest'idea di tradizione. E cultura, tradizione, sono radici storia. proprio della nostra terra. Sì. Ce ne vorrebbero di Salvatore Tomasello, tantissimi, ma non solo da questo punto di vista, per questi aspetti. Grazie per essere stato con noi stamattina, per averci fatto conoscere, ma proprio una piccola parte di quello che poi una riserva di cultura importante per tutti noi. Grazie, in bocca al lupo per quello che sarà. Noi ci dobbiamo fermare, abbiamo le pillole di Almanacco, restate insieme a noi, fra poco poi andremo a scrutare le stelle per il fine settimana con Marco Amato. Oggi 8 novembre si celebra la giornata internazionale della radiologia. L'International Day of Radiology coincide con l'anniversario della scoperta dei raggi X da parte del fisico tedesco Röntgen nel 1895. Il monitoraggio dell'evoluzione di alcune condizioni patologiche permette di valutare l'efficacia dei trattamenti utilizzati. La diagnostica per immagini ha come principali sfide l'ottenimento di risoluzioni sempre più avanzate, con immagini appunto più dettagliate, e la riduzione dei tempi di acquisizione. Ma siamo davvero gli unici esseri viventi esistenti nell'universo? Abbiamo scoperto migliaia di pianeti extrasolari, cioè al di fuori del Sistema Solare. Si stima che nella nostra galassia esistano altri pianeti potenzialmente abitabili e si tratta di decine di miliardi. Il cosiddetto paradosso di Fermi evidenzia infatti l'apparente contraddizione fra l'elevata probabilità di esistenza di civiltà extraterrestri e la mancanza di prove, probabilmente dovuta alle enormi distanze dell'universo rispetto a quelle a cui siamo abituati sulla Terra. Come ogni venerdì adesso sentiamo Marco Amato, che sentiamo ogni giorno, ma adesso ci sono le previsioni del fine settimana. Tazzina arancione e vediamo se posso leggere cosa. Enjoy the little things. Oh, bene, perfetto, ok. Allora, cosa ci dici per questi, a partire da oggi fino a domenica? Cosa ci riservano le stelle? Buongiorno Angelo e buongiorno Sicilia. Oggi ho scelto proprio una tazzina con un augurio che invita appunto a gioire delle piccole cose, proprio perché le stelle parlano proprio di questo in questo fine settimana. Iniziamo con una luna in Acquario. La luna in Acquario è sempre la più fantasiosa, quella più originale. Marte però in Leone, quindi è una luna che andrà in opposizione a Marte, che quindi avrà il significato di battersi per le proprie idee, il che sarà caratteristico in questo fine settimana dei segni d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, e dei segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. Ebbene, la luna starà sia oggi che sabato, domani in Acquario, poi passerà in un dolcissimo Pesci, per cui questo weekend si conclude con un certo ammorbidimento delle cose. Tutta la settimana per i giochi planetari è stata un po' un gioco tra fantasia e grande razionalità, proprio perché si è riattivato Saturno e vengono stimolati tutta una serie di centri razionali nello zodiaco. Saturno è il pianeta della razionalità, proprio perché è l'ultimo pianeta visibile a occhio nudo e rappresenta il limite del reale, mentre invece Luna, Mercurio e Nettuno hanno impazzato in termini di fantasia. Tutto questo per dire che gli alti e bassi emotivi zodiacali si concentrano sui segni zodiacali di terra, in particolare il Toro, che spesso ha il limite di non vedere per adesso avverate le sue aspettative, i suoi desideri, per cui al Toro è sempre l'uscita di Urano che determinerà comunque un periodo di maggiore ripresa che avverrà nel 2025, eppure però riguadagnano terreno proprio perché più i pianeti si avvicinano al Capricorno, i Toro più risolvono una serie di faccende. Questa settimana devono essere un pochino più cauti, come lo Scorpione. È appunto una questione di aspettative e di volatilità che si scontra con la realtà. Gli Acqua in questo sono un po' più fluidi, tranne la Vergine, tranne l'opposizione Pesci-Vergine che destabilizza quest'ultimo segno di terra in termini di
impegni e aspettative. Probabilmente la Vergine non avrà il weekend che aveva in mente, ma sicuramente penserà e rifletterà su come semplificarsi la vita, perché è un po' beata. Torniamo invece ai segni d'aria, con i gemelli in particolare, che si risolve in una fortunata considerazione di relazione e riprende il suo rapporto con il partner e quello sociale. Per quello che riguarda invece un segno zodiacale un po' particolare, che ultimamente ha fatto un po' di evoluzioni in senso positivo, è proprio l'Acquario assieme al Sagittario, proprio perché risolvono in questo weekend una serie di tensioni e di relazioni, hanno le idee più chiare, più l'Acquario che gode appunto della luna e della libertà delle sue idee, mentre invece Sagittario, con Giove ancora in opposizione, riesce con un buon consiglio a intravedere la strada possibile da percorrere. E detto questo, avendo fatto una carrellata per tutto lo zodiaco, auguro a chiunque un bellissimo weekend e buongiorno Sicilia. Grazie Marco, buongiorno anche a te, a lunedì con Buongiorno Sicilia e le stelle. Adesso facciamo una carrellata invece di appuntamenti di questo fine settimana nella nostra regione. Weekend in Sicilia, tutto il meglio degli eventi da non perdere. Urbana e sviluppo territoriale. Oltre 50 maestri gelatai da ogni parte del mondo e laboratori in cui ammirare dal vivo la produzione del gelato. Palermo è pronta a diventare capitale del gelato, con il ritorno in piazza dell'edizione 2024 di Sherbet Festival, nell'inusuale mese di novembre. Giochiamo con l'argilla, alla scoperta di antichi mestieri, e il laboratorio ludico-didattico per bambini proposto al Museo di Archeologia dell'Università di Catania. Appuntamento domenica 10 novembre alle 10:30 per una vera e propria avventura, andando alla scoperta delle abitudini delle popolazioni del passato e in particolare ammirando più da vicino i manufatti archeologici che le antiche civiltà utilizzavano quotidianamente. Un concerto omaggio ad Alan Lomax, lo storico etnomusicologo statunitense che tra il 1954 e il 1955 attraversò tutta l'Italia. L'appuntamento è in programma venerdì 8 novembre alle 21:30 nei locali di Arci Tavola Tonda. E anche per questo fine settimana è tutto. Vi auguriamo un buon weekend. C'è appena il tempo per un'appendice sportiva nella nostra mattinata. A proposito di fine settimana, no? Esatto. Angelo, il fine settimana sportivo che si avvicina, importante per noi perché attraverso Telecolor trasmetteremo la partita in chiaro del Catania con il Crotone. Andiamo sulla Gazzetta dello Sport per farvi vedere un po' il fine settimana che aspetta invece gli sportivi a livello nazionale. A Torino ci sono le finals, gli 8 tennisti più forti del mondo che si confrontano con Sinner, ovviamente favorito, numero 1 della classifica ATP. Il titolo principale è legato all'altro appuntamento importante del weekend, la sfida fra la prima e la seconda in classifica del campionato di Serie A, Inter-Napoli con Barella che è stato risparmiato in Champions e potrebbe giocare, e poi invece i risultati di ieri delle altre italiane in Europa e Conference League, con la Lazio primissima che ha vinto 4 partite su 4 ed è in testa alla classifica di Europa League. Sta volando la squadra di Baroni sia in Coppa che in campionato. Sì, non è andata proprio benissimo invece alla Fiorentina ieri, questo dobbiamo la Roma. La Roma, insomma, certo, un pareggio che poteva essere altro. Vabbè, non ci addentriamo in questi discorsi, finiamo qui la settimana di Buongiorno Sicilia, ci lasciamo come sempre in musica e ricordiamo un grande della musica italiana. L'8 di novembre del 2019 ci ha lasciato il maestro, il grande Fred Bongus. Stamattina risentiamo una delle canzoni più note del suo vastissimo repertorio, che 3 settimane da raccontare. A tutti ancora una buona giornata, buon weekend. Buongiorno Sicilia torna lunedì.